La squadra è in costruzione, le idee sono tante, ma ho le idee molto chiare sulla squadra che voglio presentare alla città. Squadra pronta in una ventina di giorni, promette il neoeletto sindaco di Treviso Mario Conte, che non si sbottona ma neppure smentisce i nomi che circolano nel toto giunta di queste ore, a cominciare da quello del leghista Cristian Schiavon, ex presidente di ATS, che andrebbe al bilancio, a cui si affiancherebbero il chimico Alessandro Manera, braccio destro di Conte in campagna elettorale, che si occuperebbe di ambiente, e una donna esterna però alla lista che si è presentata alle amministrative. L'unico nome che faccio è Andrea De Checchi, che sarà il mio vice sindaco. Per tutti gli altri invece mi riservo di fare delle attente analisi anche in base agli equilibri della coalizione. Cristian Schiavon, tra l'altro, oltre ad essere un ottimo professionista è anche un amico, quindi è uno dei nomi che stiamo valutando, però è un po' prematuro in questo momento confermare nomi. Giancarlo Gentilini si aspetta in giunta due dei suoi fedelissimi, Giuseppe Basso, la cui nomina appare tuttavia improbabile, e Sandro Zampese, quasi certo all'urbanistica, anche se lui ieri si è ben guardato dal confermarlo. Io non parlo di queste cose perché noi abbiamo un capitano, bisogna rispettare il nostro sindaco e la squadra, i nominativi della squadra li deve decidere in assoluta serenità lui. Dalla lista Zaia Gentilini potrebbe invece spuntare il nome dell'assessore alla cultura, quello di Lavinia Colonna Preti, con cui Conte ha già portato avanti un progetto legato ai musei. Quotata anche l'indipendentista Silvia Nizzetto. Difficile invece pensare che restino fuori dai giochi pezzi da 90 come Mirko Visentin, già a Treviso Servizi, e Tony Dotto, entrambi andati ben oltre le 300 preferenze personali. Mi concentrerò molto sulla professionalità e sulla qualità anche morale delle persone. L'obiettivo nostro, come abbiamo sempre detto, è quello di dare a Treviso la miglior squadra di professionisti a servizio della città. Ci tengo anche a sottolineare che ognuno, in base alle proprie competenze, deve essere molto più bravo del sindaco. Io voglio avere una squadra di persone veramente molto preparate, molto competenti e molto predisposte anche all'ascolto delle esigenze dei cittadini.